Prima serie, quindi ancora medaglie che si assegnano qui alla Piscina delle Rose, sono quelle dei 400 stile libero ragazzi, con Filippo Luci in corsia 4 Leo Sport al miglior tempo di iscrizione. Però insomma stiamo ancora nelle fasi iniziali. È Griffante che si è preso il passaggio al primo rilevamento cronometrico, quindi quello dei 50, 28 e 26. Vediamo la situazione come va a variare alla quarta virata, quindi passaggio ai 159 secondi netti. Griffante ancora a condurre su Luci 59,09, Dainese 59,36. Presentiamo la seconda serie assoluti: Alberto Baldini alla 1, Filippo Rinaldi alla 2, Davide Nardini alla 3, Alberto Camilotto alla 4, Andrea Zausa alla 5, Giulio Rossetto alla 6, Luca Bidoggia alla 7, Stefano Michielon alla 8. Intanto ancora terzetto là davanti, si staccano rispetto al resto della vasca. Griffante, Luci, Dainese chiusi in 10 centesimi, quindi un po' più staccato Andrea Polo in corsia 3 ad occupare la quarta posizione. Prossima virata è quella dei 200 metri, quindi metà gara, e mette i piedi avanti Filippo Luci che prende il comando con 31,42 l'ultimo tratto. Tommaso Dainese 31,81, Tommaso Griffante 32,13. Vediamo se viene mantenuto il passo al di sotto dei 32 secondi anche per i prossimi tratti, con Luci che allunga. Dainese non ci sta in corsia 5, Luci 31,13, Dainese 31,46. Filippo Luci corsia 4 per la Leo Sport, Tommaso Dainese in corsia 5 per Padova Nuoto, entrambi 2004, quindi terzo ultimo anno categoria ragazzi, mentre più giovane Griffante alla 6, un 2005. Virata dei 300 metri, vediamo 31,55 Luci, Dainese guadagna 31,30, quindi mezzo secondo il distacco. Se la giocheranno fino all'ultimo questi due ragazzi per la vittoria qui dei 400 stile libero, e quindi stabile sempre in terza posizione Tommaso Griffante. Virata ai 350 metri, 30,49, aumenta tantissimo, quindi Filippo Luci che infatti stacca Tommaso Dainese secondo e sempre Griffante in terza posizione, quindi sembrerebbero essere queste le prime tre posizioni ormai cristallizzate, quindi Griffante alla 6, Dainese alla 5, la vittoria che va a Filippo Luci per la Leo Sport con 4,05 e 0,9. Chiusura in 29,80. Tommaso Dainese 4,7,17, Tommaso Griffante 4,09 e 79.